tenterò di fare con voi una riflessione sui legami che ci sono tra patrimonio culturale e principi del costituzionalismo europeo. Si tratta in realtà di tematiche su cui è scritto moltissima dottrina, quindi mi perdonerete se questo mio intervento è un affresco, diciamo, una serie di pennellate che vogliono, siccome sono appunto la prima, darvi delle sollecitazioni nell'auspicio che vengano poi sviluppate dai relatori che mi seguiranno. Il mio breve intervento è diviso in 3 parti. Prima parte, patrimonio culturale e tradizioni costituzionali comuni. Seconda parte, l'Europa come unità storica. Terza parte, il costituzionalismo tra tradizione e atto di volontà. Questo è un po' il tema che mi sono prefissa di presentarvi. Come giurista positiva potrei cominciare raccontandovi come le politiche culturali siano state scritte per la prima volta nel Trattato di Maastricht e come queste, diciamo, norme ancora oggi presenti abbiano degli elementi che ci danno spunti su che cos'è il patrimonio culturale europeo, premesso che comunque non esiste una definizione condivisa. In queste norme vi si legge che, diciamo, vi è il riconoscimento di singole identità culturali nazionali e locali e che esiste anche però un'identità collettiva che è data proprio dalla somma, quasi un più però rispetto ad una somma, rispetto a queste identità. Ma io non parlerò di questo. Non parlerò di questo perché, riprendendo uno spunto di un bel saggio fatto da Maurilio Gobbo, che dovrebbe parlare questo pomeriggio, sulle tradizioni costituzionali, mi attengo alla linea per la quale certamente il primo compito del costituzionalista è interpretare la norma giuridica, però in qualche misura è interessante anche senza arrivare al rischio di un diritto costituzionale completamente libero ed arbitrario, guardare il contesto. Io cercherò oggi di guardare con voi il contesto che c'è intorno. E per far questo osserverò che questa definizione contenuta nel Trattato di Maastricht, patrimonio culturale europeo, è una finta definizione, perché non ci dice in realtà che cos'è. E vi dirò anche che un bel saggio, e così faccio un primo omaggio a questo progetto Jean Monnet, che è stato pubblicato in questo volumetto, faccio subito, lo mostro, Cittadini per l'Europa, a cura proprio di Matteo Dai Campi, che è qui vicino, e di Francesco Grisostolo, che hanno fatto un grosso lavoro. Un saggio di Claudio Cressati mostra come in realtà le politiche culturali, ben prima di essere scritte, siano state un tema ricorrente e costante nell'evoluzione della Unione Europea. Questo saggio si chiama infatti L'arte di socchiudere la porta, il lento avvio della politica culturale europea. Quindi, lasciando le norme, prendo spunto invece da una convenzione, lasciando le norme, diciamo tra virgolette, le norme come dire, del diritto dell'Unione Europea, prendo spunto invece da una convenzione che è stata sottoscritta nel 2005 a Faro, la cosiddetta Convenzione di Faro, il cui nome completo è Convenzione quadro sul valore del patrimonio culturale per la società, quindi Cultural Heritage, tentando di creare un legame con European Constitutional Heritage. Questa convenzione è stata firmata dal governo italiano nel 2013, ma è entrata in vigore nel nostro ordinamento soltanto nel 2021, perché la sua legge di ratifica ed esecuzione è del 2020. Questa convenzione è stata studiata molto dagli amministrativisti. Io tengo un corso di legislazione dei beni culturali, quindi l'ho letta per loro in qualche maniera, e racconta del legame tra le cosiddette comunità di cultura e il patrimonio culturale. Ma a me invece ha colpito, e ha colpito anche Francesco Grisostolo, perché di questo ha scritto sempre in questo volumetto di cui vi parlavo, il fatto che l'articolo 3 di questa convenzione contiene proprio una definizione di patrimonio dell'Europa, non dei singoli stati, dell'Europa. E di cosa è fatto, secondo questa convenzione, il patrimonio dell'Europa? Dice che è fatto da tutte le forme di patrimonio culturale in Europa, che nel loro insieme costituiscono fonte condivisa di ricordo, ed è fatto di ideali, principi, valori derivanti dall'esperienza ottenuta grazie al progresso e nei conflitti passati, che promuovono lo sviluppo di una società pacifica e stabile, fondata sul rispetto per i diritti dell'uomo, la democrazia, lo Stato di diritto. Quindi questa definizione ci dice che i nostri valori fondativi, la rule of law, la democrazia, lo Stato di diritto, derivano dall'essere sopravvissuti ai conflitti passati.
E quindi questa convenzione mette per iscritto, e chiaramente il giurista prova sempre una fascinazione, ve l'ho detto prima, per la norma scritta, il fatto che questi principi erano principi storici e culturali. Chiaramente questa non è una novità. C'è una dottrina ricchissima sul rapporto tra la storia e le costituzioni e quindi su questo mi permetto di dire pochissime cose. Primo punto, erano principi storici e culturali. Secondo punto, sono oggi come principi ancora, e utilizzo qui uno spunto del professor Zagrebeschi, norme cosiddette ponte, cioè i principi norme giuridiche sono quelli che riescono a apprendersi, cogliere l'evoluzione culturale della società e rimanere flessibili, rimanere aperti, adattarsi ai cambiamenti che intervengono nel tempo. Prendendo, e passo al secondo punto della mia conversazione, quindi questo punto di partenza, principi del costituzionalismo come principi di origine storica e culturale che sono maturati per i conflitti che abbiamo vissuto, mi sono chiesta, ma che cos'è l'Europa per uno storico? Che cos'è? E mi è capitato tra le mani un volume che si chiama proprio L'Europa, storia di una civiltà. Sono le lezioni tenute da uno storico francese, Lucien Febvre, al Collège de France tra il 1944 e il 1945. Lezioni che sono state poi pubblicate in italiano nel 2009 e ripubblicate nel 2019 con una prefazione proprio di Guido Kreintz, e questo è il mio terzo omaggio a questo progetto, perché Guido Kreintz ha tenuto lezioni sulla memoria nell'ambito proprio di questo progetto Jean Monnet. Ebbene, Febvre, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, fa queste lezioni in cui si dice ma l'Europa che cos'è alla fine? E vi dico quello che vi leggo, mi permetto di leggervi alcune frasi. Lui sostiene che l'Europa è un'unità storica e questa unità storica è fatta dalla somma di cocci, frammenti, pezzi di altre storie. Ma questi cocci stanno insieme, per cui diventa unità storica, perché l'Europa non si definisce in base a stretti confini geografici, in qualche modo dall'esterno, cioè con mari, monti, fiumi, laghi, ma si definisce dall'interno, col suo stesso manifestarsi. E che cos'è questo interno? Le grandi correnti che non cessano di attraversarla. Correnti politiche, economiche, spirituali, religiose, scientifiche, e qui cita diffusamente elementi che hanno a che fare per esempio con certi stati generali e provinciali che sono stati all'origine del parlamentarismo come elemento tipico della storia costituzionale europea, il passaggio dell'arte gotica dopo quella romanica, le cattedrali che si stagliano tutte bianche, le solenni Versailles dalla Curlandia alle due Sicilie e dall'Ungheria all'Inghilterra. Questo è europeo, l'insieme di queste diversità. E lui ci dice, naturalmente, vediamo subito che unità europea non è uniformità. Nella storia dell'Europa così come l'ho definita, il capitolo delle diversità resta importante tanto quello delle somiglianze. Cosa c'entra questo con le tradizioni costituzionali? Abbastanza, perché in un convegno dell'anno scorso su Alberto Predieri, che ricorderete è stato uno dei più grossi interpreti dell'articolo 9 della Costituzione e della nozione di paesaggio, Giuliano Amato ha fatto queste conclusioni. I meccanismi di correlazione messi in luce da Predieri come forme di riconoscimento di una circolazione culturale sono gli stessi e hanno funzionato allo stesso modo di quelli che hanno spinto alla creazione delle tradizioni costituzionali comuni nella giurisprudenza della Corte di Giustizia. Non c'era niente di comune, dice Amato, in origine, di dato, di precostituito come comune, ma fu una scoperta. Come la scoperta, e qua si evoca un po' Febvre, che i campanili della Francia del Sud erano simili a quelli dell'Italia e vi era dunque un'impronta culturale simile, non ab origine, ma attraverso una vicenda di avvicinamenti e di assimilazioni. E arrivo alla terza parte, mi avvio alla conclusione. C'è questo fascino, secondo me, nel diritto costituzionale. Da una parte richiama la tradizione, che è quello che ho cercato brevissimamente di illustrarvi, e dall'altra però la coscienza che questa tradizione è stata scandita da atti di volontà. Il costituzionalismo è fatto di atti di volontà, di desideri di un mondo nuovo. Le costituzioni dell'Ottocento, liberali, sono chiaramente state scritte per opporsi ad un ancien régime.
È atto di volontà l'articolo 16 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, il fatto che la Costituzione in Francia sia stata cambiata 13 volte con l'idea che ogni generazione aveva diritto ad avere una Costituzione, un po' meno nel costituzionalismo inglese, dove invece i passaggi sono stati più, diciamo, lenti. E allora la domanda con cui concludo e che vi propongo è questa. Di fronte a queste tradizioni che ci sono arrivate, democrazia, Stato di diritto, rule of law, quanto c'è ancora bisogno di atti di volontà, quanto c'è dato e quanto dobbiamo invece confermarlo. Anche questo è un tema molto caro al costituzionalismo, tutto il tema del riconoscimento, le costituzioni che stanno in piedi se sono riconosciute sulle gambe di chi le vive. Ma non parlerò anche in conclusione, diciamo, di dottrina costituzionalistica, ma mi rifarò ad un libretto, e questa è veramente la conclusione, di Milan Kundera, che si chiama Un Occidente prigioniero. Questo libretto contiene 2 relazioni. Preciso che lo stesso Guido Kreintz, nell'introduzione a questo libro di Febvre del 2019, parlava di queste relazioni di Milan Kundera, che quindi lui conosceva già e che sono ben precedenti alle vicende attuali della guerra in Ucraina, ma che sono estremamente, come dire, sconvolgenti per la capacità di applicarsi ad oggi. Bene, 2 relazioni vi dicevo, una del 1967, durante un congresso degli scrittori cecoslovacchi, in cui lui ricorda come la rinascita della nazione ceca che c'era stata nell'Ottocento era stata, e per questo ve lo cito, un atto deliberato, fondato su una scelta tra pro e contro. La sopravvivenza della nazione ceca attraverso l'utilizzo della lingua era stata una volontà. Guardate bene, in Kundera non una nazione rivolta verso se stessa e il suo ombelico, ma una nazione ceca che aspira, scrive lui, ad essere nazione europea. E poi vi leggo, per concludere, un saggio, l'introduzione a un saggio successivo che è del 1983 e che fa parte di un dibattito sul quanto la Russia potesse ritenersi parte del mondo europeo. La posizione di Kundera, chiaramente nel 1983, è quella di chi è rassegnato all'associazione tra Russia e socialismo reale. E questo infatti da altri autori, spiega Kreintz, gli viene contestato. Comunque queste poche righe dicono così. Nel settembre del 1956 il direttore dell'agenzia di stampa ungherese, pochi minuti prima che il suo ufficio venisse distrutto dall'artiglieria, trasmise al mondo intero per telex un disperato messaggio sull'offensiva che quel mattino i russi avevano scatenato contro Budapest. Il dispaccio finisce con queste parole: moriremo per l'Ungheria e per l'Europa. Che cosa intendeva dire? Di certo che i carri russi mettevano in pericolo l'Ungheria, ma in che senso l'Europa era in pericolo? Non perché i carri russi fossero pronti a varcare le frontiere e a dirigersi verso ovest, no, il direttore dell'agenzia intendeva dire che in Ungheria era l'Europa a essere presa di mira ed era per l'Europa che si era pronti a morire. Bene, dice Kundera, qui in Francia e in Germania siamo abituati a pensare che questi fatti del 1956 riguardassero un regime politico, non invece l'Ungheria, non invece l'Europa. E lui dice, Solženicyn, nel denunciare l'oppressione comunista, non fa certo appello all'Europa come un valore fondamentale per il quale valga la pena morire. No, la frase morire per la patria e per l'Europa non potrebbe essere concepita né a Mosca né a Leningrado, ma a Budapest o a Varsavia. Ma che cos'è l'Europa per un ungherese, un ceco o un polacco? Per loro Europa non è un fenomeno geografico, ma è una nozione spirituale, è Occidente. E quindi vi lascio alle relazioni che seguiranno per capire che tipo di relazione c'è oggi tra questo pezzo di Europa e questo Occidente. Grazie.